Ottimo, riprendiamo già ad agosto. Quindi... riprendiamo perché comincia il campionato. Abbiamo tante cose belle da dire. Mamma mia, abbiamo dei bei progettini anche, delle belle puntate tematiche, no? Giusto? Assolutamente, direi. Ecco. Bene, allora dai, facciamo un piccolo consuntivo. Facciamo anche. Descriviamo come sarà la puntata, che nella prima parte ci siamo noi due. Sì, la prima mezz'ora ci saremo noi due che chiacchiereremo un po' del mondiale. Poi accontentatevi. Esatto, dalle 2:30 avremo delle rappresentanti dell'Italian Fashion Team, appunto, sale modelle, insomma. La nazionale che in qualche modo rappresenta la bellezza, esatto, e quindi saranno qui con noi, chiacchiereremo con loro di calcio, visto che anche loro giocano a pallone per divertimento. E poi alle 3:15 ci ha promesso una visita un ex campione del mondo che verrà qui, mi auguro di averlo come ospite, non vi diciamo chi è, lo diremo poi, insomma, assolutamente. Lo terremo e starà qui con noi un'oretta, un 3/4 d'ora, chiacchierando sempre del mondiale, perché poi alla fine dei conti, ragazzi, il mondiale è finito, ce l'abbiamo aspettato per una vita. Okay? È finito proprio in batterdali, proprio velocissimamente. In un attimo, sembra ieri che dovevamo esordire con l'Inghilterra, sembra 8 ore fa che c'erano i titoloni sui giornali. Basta, è passato sembra 20 minuti che siamo stati buttati fuori. Purtroppo questo è il problema, l'appiattimento della sconfitta, no? alla sconfitta. Quindi comunque quel campione del mondo, che io non mi sento di dire ex campione del mondo, perché uno che è campione del mondo lo rimane sempre, per tutta la vita. Indubbiamente magari ci racconterà qualche piccolo aneddoto di quel periodo fantastico del 1982. Esattamente, perché quello è il periodo, insomma. Io capisco che molti nel 1982 di quelli che ci seguono manco erano nati. Ma la storia del calcio, le nostre sconfitte, i nostri onori, le nostre vittorie devono essere riverberate nei tempi. O erano piccolini. E magari hanno vissuto un po' come posso aver vissuto io Messico 70, insomma. L'82 fu, secondo me, l'anno più grande. Il 78 fu particolare. Bello anche il 78. Ma l'82 fu l'apice, insomma, della goduria dopo per noi aver battuto con tanta squadra, Brasile, Argentina, tutti. E contro anche la sfortuna, contro anche, diciamo, una tendenza contraria, diciamo, alla nazionale. Allora, volevo fare il punto della situazione, perché magari in queste prime puntate uno cerca di spiegare come mai anzi non riesce a spiegare, diciamo, lo spieghiamolo un po' qui. Allora, mortificatore e controcalcio sono due significati ben precisi di un modo di vedere, diciamo, il calcio in una forma un po' disincantata, un po' ironica, ma al tempo stesso partendo invece da delle premesse ben precise. Quindi mortificatore ha la punzecchiatura ben precisa, giusto? Sì, io cerco sempre di vedere il calcio divertendomi, ma è troppo facile parlare bene. Ok, parlare bene, siamo capaci tutti. Certo. Bisogna saper parlare male, ma parlare male con costrutto, con logica. Il giornalista fa un po' questo, no? Il giornalista effettivamente deve cercare di dare una visione parallela o alternativa, altrimenti non c'è neanche il punto di discussione su cui poterci, diciamo, in qualche modo appoggiare, no? Se no diventa le trasmissioni Rai che abbiamo visto in questi mondiali. Controcalcio invece, la pagina di Facebook, poi dopo ricorderemo i nostri punti di contatto. Controcalcio è il baraccone, perché io parto sempre dal fatto che il calcio, purtroppo, ahimè, da un certo punto di vista è proprio un baraccone. Quindi questo non vuol dire che bisogna denigrare a 360 gradi il calcio. 364 era tanto, sì, stavo dando un 4 unità in più, 4 gradi in più. Che angolo è? Sì, è un angolo, è una circonferenza ancora più allargata, forse perché il baraccone si allarga anche in senso generale, ogni giorno ce n'è uno. Quindi queste due situazioni ci porteranno, il fatto, diciamo, di essere mortificatore e controcalcio, ad analizzare in questo periodo che ci rimane prima che arrivi la nazionale italiana fashion, guardare alternativamente da un altro punto di vista quello che è successo effettivamente in questo campionato del calcio. Io poi non ho letto il tuo post ieri, che tu scrivi molto bene ogni giorno, quasi ogni giorno, e quindi potresti in qualche modo anticipare quello che hai scritto, oppure cominciamo a fare anche i buoni e i cattivi, ecco. Ma sai, allora domani scriverò su Facebook un post relativo al mondiale 2014, in cui cercherò di fare un'analisi un po' divertente, ma neanche poi tanto, su quello che è stato questo mondiale. Questo è stato un mondiale scarso, di una scarsezza mostruosa, assolutamente, con un appiattimento verso il basso. Io credo il peggiore mondiale che ho mai visto, neanche quello del 2010, guarda, dove
io mi sono anche, però vado un po' in controtendenza. Nonostante questo piattume patetico, mi sono divertito, perché tante partite sono sempre rimaste un po' in bilico, cioè molto aperte, sì. No? Quindi l'Argentina-Iran che finisce 1-0 e con un arbitro meno volenteroso nei confronti degli argentini, magari fischiano pure rigori. Volenteroso. Esatto. Diciamo così. Magari fischia anche rigore a favore dell'Iran, che c'è tutta la vita, e manca un quarto d'ora alla fine, vanno 1-0 per l'Iran, diventa un'altra partita. Insomma, succedono tante cose un po' strane, però mi sono divertito proprio per questo. E solo questa cosa, solo questo rilievo, perché solo questo aspetto, perché dall'altro punto di vista, ne parlavamo anche in trasmissione un'altra volta, che i grandi nomi, quali grandi nomi? No, nessuno. Ecco, noi ci ricordiamo anche solo quello di 4 anni fa. Avevamo comunque una Spagna che era stratosferica, avevamo comunque un'Olanda molto forte. Quindi arrivato a un certo punto non è che ci siamo persi qualcosa da un punto di vista, diciamo, proprio, ma ci siamo persi tanto. Vedi, anche nei commenti pre-mondiale, cioè io anche con l'Apo, chiacchierando da qui, no, da questi microfoni, dicevo veramente da 2 mesi, adesso non è il fatto io lo dicevo piuttosto che me ne frega proprio niente, però è anche vero, io lo dicevo. Il Brasile era la squadra più triste, questo Brasile, il Brasile più triste e povero, infatti dovremmo calcisticamente che io ricordo. Concettualmente è una cosa strana, effettivamente. Molti invece dei critici lo davano in finale. Il Brasile arriva in semifinale perché gli fanno vincere il girone, no? Con un arbitraggio ridicolo con la Croazia, perché sennò negli ottavi va a incontrarsi l'Olanda e va già a casa. Dopodiché immeritatamente passa col Cile, arbitro lì non c'entra niente, lì è stata una questione di fortuna, trova una Colombia, e il Cile non era una brutta squadra, una buona squadra, non parliamo della Colombia, che trova la Colombia che veramente si è addormentata stranamente. E poi però in realtà il Brasile, come si trova a giocare contro squadre una vera forti, squadra, contro squadre vere, prende 7 pere dalla Germania in una partita allucinante e prende 3 gol dall'Olanda, che ha giocato 2 giorni prima 120 minuti, cioè con l'Argentina arrivando ai rigori. 2 giorni dopo l'Olanda, giocando al minimo sindacale, vince 3-0, cioè vuol dire che l'Olanda degli ottavi probabilmente col Brasile vince 5-0, 6-0, non 7-1, però magari non c'è neanche partita, l'appiattimento è un po' questo, nel senso che le squadre che poi arrivavano erano già quelle. Io contavo, non pensavo che l'Argentina arrivasse in fondo, lo dico sinceramente, però le squadre erano quelle lì, Germania, però anche l'Argentina era quotata, Olanda, no? Olanda. Non ci sono state sorprese, non ho visto sorprese, nonostante l'appiattimento verso il basso, e quindi tante partite che comunque sono state risolte ai tempi supplementari, no? Ecco, dicendo questa cosa riguardo appunto all'appiattimento, a me aumenta ancora di più il rammarico della prestazione dell'Italia, perché se fossimo stati una squadra più giudiziosa, dico giudiziosa perché vabbè, si può andare in tante direzioni a sviscerare, metti un secondo centravanti, giochi un po' più di più a centrocampo in una forma più corposa, metti una seconda punta, non so, giochi in una forma più sparagnina italica, anche se ieri abbiamo visto l'Argentina che ha giocato un po' in quel modo lì, ed effettivamente ha perso, perché la Germania, effettivamente diamo onore alla Germania, le ha tentate tutte, quindi è arrivato in una situazione di questo tipo. Ha perso, però Fulvio ha sbagliato dei gol, però io devo dire la verità, all'inizio quando cambia chi è che toglie, mette dentro Schürrle, ho detto cambio forzato, che era già forzato perché non c'era che dire, che era entrato Kramer, no? Quindi automaticamente lui dice vabbè, sbilancio la squadra. Sbilanciare la squadra al 30esimo del primo tempo è una grossa forma di coraggio, però lui deve aver pensato, siamo 3 di qua e sono 3 di qua loro, su questo computo, diciamo, di equilibrio andiamo a giocarci la partita, no? Le 2 difese hanno il sopravvento effettivamente, e lui, utilizzando poi Schürrle, che è molto dinamico, aiuta anche molto il centrocampo, indubbiamente è servito, no? a creare. Quindi io sono rimasto scioccato quando ha messo la terza punta al 30esimo.
Dall'altra parte vedo che loro invece hanno giocato solo di rimessa, sono stati monotematici, hanno avuto quelle due occasioni. È tutto il mondiale che l'Argentina gioca sì, però questa è l'Argentina. Però questo è gravissimo, perché abbiamo tanti temi, è incredibile, anche la collocazione di Messi, perché se tu hai Messi, scusami, nel 1986 andiamo a prendere la formazione di Maradona. Che c'entra? Maradona è Maradona. Va bene, ok, allora però Messi, siccome è poi il clone moderno di Maradona, fallo giocare in quella posizione. Dove giocava Maradona? Al di là del fatto che Maradona è Maradona, però avere una squadra che ruotasse in qualche modo. Messi è diventato anonimo in quella squadra lì. Ma Messi, cioè, secondo me l'errore che molti fanno è pensare che Messi sia Maradona, cioè Messi non ha neanche un centesimo della grinta di Maradona, un centesimo del carisma di Maradona, un centesimo della genialità di Maradona. Sì, il carisma posso capirlo, cioè, però Messi è il prodotto, il prototipo del calciatore moderno, estremamente bravo, perché non c'è niente da dire, è indubitabile il fatto che Messi sia un grande giocatore, ma bravo nel suo club. E lui è abituato a giocare nel Barcellona e in realtà con l'Argentina lui non ha mai fatto grandi partite. È vero, questo nel suo curriculum non porta dei grandissimi risultati. Il premio di ieri come miglior giocatore del mondiale, ma è una presa in giro al popolo mondiale che stava guardando quei mondiali, cioè sto campionato. Comunque hai ragione, il Barcellona è una squadra a poco costruita su di lui, e lui scansa anche i giocatori di una certa importanza. Vediamo Ibrahimovic, David Villa, lo stesso Neymar che deve ruotare attorno, perché la squadra deve essere fatta su di lui. Però nell'Argentina credo che si possa fare il progetto Messi a lungo termine. Non più ormai. Adesso forse non più, però effettivamente mi viene in mente 1986, Burruchaga, c'erano Valdano. Sì, ma perché lì c'era scusa, ho visto una figura dall'altra parte, una figura celestiale, vediamo un attimo, non so chi è, non so, forse iniziano ad arrivare le ragazze dell'Italian Fashion Team. Allora, il problema è, tu nel 1986 avevi una squadra discreta con un paio di ottimi giocatori e Maradona. Qui avevi una squadra dove il vero leader totale era Mascherano. Sì, detto tutto, no? Un grandissimo giocatore, però. Mascherano, quell'allenatore ciccione che arrivò qui dopo il 2010 aveva chiesto al presidente, esatto, insieme a Kait, ma guarda caso questi due qua che continuano ancora a giocare, andare sulla fascia, farsi le semifinali e finali mondiali, e gli dissero che non c'erano i soldi, no? Perché non c'erano i soldi a quel tempo per avevamo comprare. l'ossatura con questi due ancora. Esatto, no, non c'erano i soldi, c'erano 36 milioni per comprare Pazzini e Ranocchia. Dopo e Cargià, cacciato via a calci il ciccione che non era capace di allenare. E invece il ciccione che non è capace di allenare, ha vinto tutto quello che un allenatore può vincere. Abbia avuto fortuna, non me ne frega niente. Certo. L'albo d'oro parla, quello ha vinto tutto. Basta. Vabbè, insomma, questo comunque il leader, come ti dicevo, è lui. Quindi non è, mentre invece in quell'Argentina dell'86 il leader era Maradona, non c'era Maradona, neanche l'idea. Proprio con lui è leader, e in più la squadra è costruita, difesa Arcigna, buon portiere e due giocatori veloci, perché io sono rimasto sconvolto che alla fine del primo tempo toglie Lavezzi, il migliore in campo dell'Argentina, l'uomo che andava avanti e indietro, e ha messo Agüero, che è un uomo più che altro d'area. Agüero è uno che è diventato famoso perché ha sposato la moglie di Maradona, la figlia di Maradona. Cioè io adesso lo dico al di là di tutto, Agüero è un buon giocatore, ma se Agüero si chiamava veramente Pinco, io ho scritto Pinco Pallino, ma va bene, se si chiamava Pinco Pallino così, allora vado a leggere Pinco Pallino. Ma se Agüero si chiamava Pinco Pallino e sposava la mia vicina di casa, giocava in Serie B, forse arrivava a qualche squadra di Serie A, ma forse. Ecco, voglio chiudere il discorso di Löw, quindi Germania, e la predisposizione da parte della Germania nell'andare a contenere Messi. Nelle partite precedenti a Messi hanno sempre fatto la gabbia, con la Olanda gli hanno fatto la gabbia e l'Olanda è andata fuori. Perché metti tre uomini che automaticamente scompaginano. Quindi Messi ha preso 3 musate l'altro giorno con l'Olanda, ha giocato a centrocampo, ha fatto una bella partita, però tutti erano in una fase difensiva. Questa volta a me è sembrato veramente incredibile, a parte perché Messi lo andava anche a puntare, Boateng che ne veniva fuori. Boateng sembrava Beckenbauer, incredibile. Quindi non Kevin Prince, quell'altro buono, quello buono, il fratello buono. E quindi giocare 1 contro 1, quando hai visto quei contropiede fatti 3 contro 3, 2 contro 3, insomma in una situazione abbastanza estrema con la velocità,
effettivamente poi sono arrivati anche molto vicino al gol nel primo tempo, 3 situazioni indubbiamente commesse, però il discorso è questo, che hanno equilibrato la squadra in un certo modo e la Germania ha fatto finta di considerare Messi un giocatore come gli altri, quindi ha diciamo spiegato la squadra in avanti in un certo modo, e a centrocampo un giocatore come Kroos, che ha giocato un po' meno rispetto alle altre partite, ma uno stratosferico migliore in campo per me, se sei d'accordo, Schweinsteiger, perché ha fatto tutto, terzino destro, centrocampista, dava la palla, scartava, arrivava al tiro, arrivava alla conclusione, cioè non so io. Raccontano che è uno a cui piace bere, io vorrei avere 11 giocatori che gli piace bere e poi vanno in campo, però sono così. No, è incredibile questa cosa, e loro avevano tutto sommato un regista moderno. Dall'altra parte effettivamente, se dopo il regista deve essere Mascherano, l'altro a fianco Zalabayeta, che poi in realtà è un Zabaleta che fa fa un po' il terzino, quindi è incredibile questa partita, perché il Löw ha tentato mossa dopo mossa di cercare di fare la percussione, e alla fine la difesa non ce l'ha fatta su quella bellissima azione di Schürrle, che ha fatto un'azione splendida con un cross al centro, dove questo l'ha vista bene, l'hanno dimenticato, però questo la stoppata di petto se l'è tenuta a 20 centimetri dal corpo e ha tirato al volo. A me sembra di ricordare il nostro centravanti, quello che stoppa di petto a seguire e che dopo non prende più il pallone. Allora, la differenza tra Argentina e Germania adesso oggettivamente ieri è quella che c'è tra il campionato italiano e il campionato tedesco, cioè nell'Argentina 2 attaccanti giocano nel campionato italiano e sono dei fuoriclasse in Italia. Uno è Higuaín, l'altro è Palacio, che nell'Inter è insostituibile in questo momento. Poi tu vedi Palacio ai mondiali e pensi, ma questo qui chi è? Ma da dove arriva? Ma chi l'ha portato? Sì, anche se poi ha fatto delle azioni, anche l'altra partita non mi era dispiaciuto. Ma se anche lì si è mangiato un gol ma gioca sul movimento. Sì, certo, sbaglia il gol sul gol e li ha sbagliato. Cioè, lui ha giocato in 40 minuti, Palacio è riuscito a sbagliare 2 volte solo davanti al portiere. Sì, questo è vero. Robe da dilettante. Sì. Pensa, d'altra parte, sì? Scusami, prego. Nell'altra parte cosa fa? Mette Götze, uno ipercriticato in patria, una palla buona toccata, gol. La tecnica gol. Questa è la differenza tra il campionato italiano e il campionato tedesco. Però è anche il calcio, non mi va tanto di estremizzare poi a tutti i costi così dal giocatore, dalla giocata. Dai. A me sì. Però io perché ti voglio portare su un altro territorio. Ecco. Il territorio è questo, che le ultime 3 edizioni del campionato del mondo hanno visto vincitrici delle squadre, chiaramente scusa, ci sono altre visioni dall'altra parte, delle squadre arrivano delle squadre europee, quindi abbiamo l'Italia 2006, 2010 la Spagna e adesso chiaramente la Germania. Mi sembra che tutto sommato la cara vecchia Europa, nonostante le derive africane, c'è stato il periodo asiatico, il Sud America che fornisce sempre i talenti, vedo che effettivamente l'Europa riesce sempre a garantire una situazione diciamo positiva. No, ma guarda, allora, che il calcio sudamericano sia un po' in crisi è evidente proprio dagli ultimi 3 mondiali come l'hai ricordato tu, è evidente perché se la formazione di casa, che è il Brasile, è quella che è perché è oggettivo che ci sia una crisi mostruosa anche a livello probabilmente di vivaio in Brasile stesso. Fai conto che il Brasile aveva lasciato fuori gente, Lucas per esempio, pagato 40 milioni di euro dal Paris Saint-Germain 2 anni fa, cioè non c'erano dei giocatori che francamente vengono a giocare in Europa a cifre sbalorditive, e alcuni sono stati pagati la scorsa estate 20, 25, 30, Neymar 80, cioè siamo a cifre folli per dei giocatori che sono oggettivamente mediocri. Sai che credo che questa cosa venga fuori effettivamente dalla quella situazione che esisteva già da tantissimo tempo, però si è in qualche modo evidenziata con queste società che vengono fatte in Brasile e che vendono i giocatori chiaramente loro prendono una miliardata magari di transazione o anche meno all'anno su quel giocatore. Chiaramente hanno la testa di ponte in Europa, specie nel giornalismo italiano, nel giornalismo europeo, nel cercare con i procuratori tutto questo giro di giocatori
per cercare di potenziare e poterli vendere. Ma effettivamente il fuoriclasse, anche lì il fuoriclasse non è che esca ogni anno il fuoriclasse, dico anche allo stesso Ronaldinho nell'ultimo periodo, Kakà, ecco, quindi probabilmente hanno spostato l'occhio per una questione magari di mercato europeo su dei giocatori di un certo tipo. Adesso vedi che anche i giocatori sono un po' più fisici, no? Lo stesso Paulinho, si parlava che Luis Gustavo doveva essere, basta che non mi prendano Fernandinho, perché Fernandinho è incredibile, io credo di non aver mai visto uno scarpone giocare così nel Brasile. Ma se prendono Luis Gustavo vado a Pinzolo io di ma corsa. Almeno Luis Gustavo non mi piace per niente, ma è 100 volte Gattuso meglio indubbiamente, però messo in quella posizione al limite qualche palla chiudeva un po', ma Fernandinho è un kamikaze che va solo sulle caviglie. Gustavo andava bene per i baffi che aveva, il baffetto, ma francamente dal punto di vista calcistico è una roba oscena. Cioè, ci sono 100.000 Luis Gustavo in Italia, voglio dire. Però sì, c'è una sicuramente, hai capito, un essere, spostano su dei giocatori che per creare il finto campione o un buon giocatore, ma in realtà il loro movimento sportivo effettivamente non produce più. Ultimamente effettivamente è così, mentre invece le sudamericane producono dei giocatori standard. Infatti incominciamo ad andare a prendere un difensore cileno, a me è piaciuto molto Herrera del Messico, quindi sono quei giocatori che ha un'età comunque che ha anche un'età, va bene, quindi... Ma infatti l'Inter pare che sia vicino a questo Medel che insomma ha fatto un ottimo mondiale, l'anno scorso ha giocato un buon campionato col Cardiff, è un mastino mostruoso. Vediamo insomma se non ci facciamo buggerare anche questo giocatore in questo caso, però vabbè, lì sta andando abbastanza bene. Ma sì, dai, poi parleremo di calciomercato. E il futuro, in fin dei conti, il futuro passa anche da queste considerazioni, no? Il futuro è la Germania. Però sì, può essere la Germania, però la Germania, ancora. Sai, ti dico una cosa, mia moglie lavora nel campo dei marchi e brevetti, ha dei corrispondenti importanti in Germania che chiaramente oggi hanno festa, ovvio. Mail, è arrivata una mail lunghissima, me l'ha raccontato, e loro dicono, dopo il discorso calcistico arrivano a chiaramente fare un parallelismo con chiaramente la loro situazione, diciamo, economica, ma anche di popolo che cresce secondo uno schema e una logica. Dice che è dal 2000, poi si dimentica che nel 2006 in casa noi siamo andati a vincere a casa loro. Loro infatti hanno vinto perché non hanno incontrato noi. Ecco, vabbè, mi lasci 30 secondi per un brindisi, perché chiudiamo la prima mezz'ora e ci rivolgiamo al pubblico con il solito festeggiamento tedesco. Adesso partirà prima o poi, vediamo un attimo, perché questa è una roba che si fa in Germania. Ein Prosit. Pubblicità. Radio Milan Inter. Colori diversi, stessa passione. Ora puoi vedere Più Blu Lombardia in tutto il mondo sul tuo computer con PC Television. È semplice. Basta andare sul sito www.pctelevision.it. PC Television, la TV senza confini. Chuck, azione! Ritorna il reality shop di Bricofer. Iscriviti in coppia entro il 4 maggio su bricofer.it nella sezione Reality Shop Casting. Inviaci una foto a tema bricolage. Potrai essere selezionato e partecipare a Reality Shop Bricofer. Solo per coppie vincenti. Tanta adrenalina, lotta contro il tempo e creatività ti renderanno protagonista del video che ti farà vincere una fantastica auto. Per info bricofer.it. Bricofer, tra il dire e il fare. Buongiorno da Giovanni Acquarulo. È riuscito il cosiddetto refloating. Le operazioni in corso al Giglio hanno infatti portato il relitto della Costa Concordia a galleggiare di nuovo. Il servizio di Daniela Ubaldi. La nave adesso galleggia con i suoi cassoni attaccati. Tutto è estremamente positivo perché la nave è diritta sostanzialmente. Così fa il punto della situazione Franco Porcellacchia, responsabile delle operazioni di rimozione per Costa Crociere. La prima fase del refloating della nave si è svolta
dunque, secondo i calcoli. E questa è una notizia commentata in conferenza stampa a fine mattinata all'isola del Giglio. Dalle prime luci dell'alba i cassoni, alleggeriti soffiandogli dentro l'aria, hanno sollevato lo scafo fino a staccarlo dal falso fondale. Ora 2 rimorchiatori faranno scivolare il relitto. In capo a una settimana sarà pronto per la sua destinazione finale, Genova. È lì la chiusura delle operazioni, ricorda il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti. Questa parte dell'operazione finirà solo quando noi avremo effettuato il trasporto fino a Genova. Durante la mattinata interrotti i collegamenti da e verso l'isola del Giglio. Maxi retata israeliana in Cisgiordania con l'arresto di 23 palestinesi, alcuni dei quali indagati per l'omicidio di 3 giovani di Tel Aviv. Stamani ancora razzi verso Israele che risponde con i raid aerei, e a Gaza e strage, fra i palestinesi morti sono saliti ad oltre 170. Settimana decisiva per le nomine europee. Domani è atteso il voto dell'Europarlamento sul popolare Jean-Claude Juncker alla presidenza della Commissione. Mercoledì vertice dei capi di Stato e di Governo per il resto della squadra. Mogherini è in corsa per la politica estera. Allarme povertà in Italia, dopo la Caritas, lo certifica anche l'Istat. Nel 2013 le persone in povertà relativa risultavano essere il 16,6% della popolazione, più di 10 milioni, mentre quelle in povertà assoluta hanno superato i 6 milioni, l'aumento più consistente nel mezzogiorno. La Germania si gode il 4º titolo mondiale, piegata l'Argentina nella finale del Maracanã. La stampa tedesca in estasi per il trionfo del gruppo di Löw. Domenico Sigillò. La Germania al di sopra di tutto nel mondo. Sono le prime profetiche parole dell'inno nazionale tedesco. Panzer in cima al pianeta 24 anni dopo Italia 90, quando a piangere fu Diego Armando Maradona, ad inchinarsi all'armata di Löw e l'Argentina di Messi. L'eroe è Mario Götze, ma il collettivo, la vera forza del gruppo. Sentiamo Julius Müller-Meiningen, corrispondente sportivo in Italia per la Frankfurt Allgemeine. È difficile scegliere un giocatore. C'è Müller, Schweinsteiger, Sam, ci sono tantissimi campioni, hanno vinto tutti insieme. E la stampa tedesca è in estasi per il 4º titolo. Götze, dio del calcio, siamo in cima al mondo, titola la Bild. E già, Deutschland über alles. È tutto, appuntamento a più tardi. Radio Milan Inter. Colori diversi, stessa passione. Tristezza, per favore vai via. Tanto tu in casa mia, no, non entrerai mai. C'è tanta gente che ha bisogno di soffrire. Qui Radio Carioca International riprende questa seconda parte della prima ora. Questo pezzo che è fantastico. Tristezza. Vai in bora, tristezza, vai in bora, vai via in brasiliano. Vai via, esattamente. È stata portata in Italia nel 1967 dalla voce favolosa di Ornella Vanoni, ma ha un significato ben preciso. No, per tristezza, sono finiti i mondiali, tutti a casa. Via, ma la stessa autrice di Tristezza è quella che ha fatto, insomma, che ha reso celebre The Girl of Ipanema, che poi ascolteremo chiaramente. Che la cantante era Astrud Gilberto, che era la moglie di Gilberto, quella bellissima, che dopo lo sentiremo. Comunque, a parte la tristezza, noi l'abbiamo messa per mandare via un po' di tristezza che abbiamo, visto la figura di Palta che abbiamo fatto. Ma soprattutto perché c'è la felicità. Io mi sento un nano. Io volevo fare Biancaneve in mezzo ai 7 nani. Noi tutti e due, no? Perché in questo momento io mi sento veramente una roba. Però se tu hai un 10 cm di tacchi, forse riesci anche a raggiungerlo, no? Da quel punto di vista. Vorrei cantare andiamo a lavorare. Vabbè, tutto per arrivare a questo. Esatto. Allora, abbiamo 3 membri, non so se arriverà qualcuno ancora, forse è avvistato il loro manager, no? Forse. Della nazionale italiana Fashion, Italian Fashion Team di calcio. IFT, trovate su Facebook, andate a vedere, eccetera, eccetera. La vera nazionale amata dagli italiani in questo periodo, e giusto? L'altra è. Quindi abbiamo Valeria qua al mio fianco. Buongiorno a tutti. E poi abbiamo Mara.
Buongiorno. E lei Irene. Buongiorno. Oh, sono giovanissime. Ecco, adesso andiamo un po' a sviscerare. Ma dai, cominciano a cadere degli altarini, no? Allora Valeria, anni e ruolo. Anni non si chiede, però. No, si chiede. Lo dico tranquillamente, anni 28, sì? ruolo centrocampista. Sì, allora quindi tu sei però quella, la mezzala che va in porta o che recupera palloni? Che recupera palloni. Ah, però, quindi grande dose aerobica, fase aerobica, molto bene. Vediamo invece Mara. 18 anni e sono difensore. Difensore, però difensore è un po' troppo generico, qua bisogna centrale, giochi a destra, a sinistra. Centrale. Bene. Irene, da quest'anno sono attaccante, fino all'anno scorso facevo la centrocampista come Valeria. Ecco, e hai? 20 anni. 20 anni. Caratteristiche tecniche, velocità o più perché penso velocità, perché siete così belle, magre, che quindi non sì, penso più che altro velocità. Velocità, alla sinistra. No, giocando a calcetto a 5 usiamo un'unica punta. Sì, ho capito. Esatto. Quindi a 11 non giocate? Raramente. Di solito facciamo calcetto a 5. Calcetto a 5. Ecco, vi allenate, raccontateci un po' questa nazionale. Allora, quindi vi raccontateci prima come nasce. Cioè, come nasce IFT? Che cos'è IFT? Cosa fate? Perché? Vai. Com'è? Allora, una alla volta. IFT è una selezione di modelle, attrici, showgirl che operano nel mondo della moda e dello showbiz. Siamo una selezione di modelle che operano, cioè giocano a calcio, veniamo chiamate per partite di beneficenza piuttosto che per eventi durante delle serate. Nasce il 1 gennaio 2011, tutti uno, per dire che siamo i numeri 1. E nasce dal fondatore, che è il nostro presidente Mark Bellanca, che spero ci raggiunga qua poi dopo dovrebbe arrivare verso le 3, speriamo. E niente, veniamo chiamate per partite di beneficenza. Abbiamo partecipato a Torre Boldone in provincia di Bergamo a una partita per le Filippine. Sì. Ultimamente a maggio abbiamo partecipato al terzo memorial ricordando Daniele per la Risla. Abbiamo raccolto fondi vendendo delle magliette alle aste, magliette di calcio di Serie A autografate dai giocatori come Milito, Vidal, Zanetti. E niente, veniamo chiamate per raccogliere fondi, piuttosto che loro hanno partecipato anche alle serate Angeli e Demoni. Forse ci racconta meglio lei che cos'è, visto che ha partecipato invece che io c'è stata lei. Vai. Sentiamo Mara. La serata Angeli e Demoni l'abbiamo fatta in Piemonte, in un locale, e tutto è consistito di fare immagini, rappresentare la nostra squadra appunto sotto forma di angeli e demoni. Mm-hmm. Abbiamo fatto fotografie con i clienti, trattenuto tutti i clienti, e la questione appunto era di fare immagine. Bene, vabbè, questo è chiaro che è palese, diciamo, c'è questo abbinamento calcio e bellezza. Cioè, se c'è una telecamera che Michael ce la dà, questo è l'abbigliamento. Ecco, cioè se lei si può mettere in favore di telecamera, che la facciamo vedere, ci dici quale telecamera hai come buona per lei. Mi levo io, non è un problema. Sì, io me davanti a te. Davanti a me, ok, allora io mi sposto. Voi vedete qual è l'abbigliamento, la tenuta, ok? Irene viene avanti, quindi descriviamo la maglietta. Allora, maglietta bianca con sciancrata, con degli inserti blu, chiaramente riguarda anche la nazionale, la serietà dei nostri bei colori della nazionale, il marchio Italian Fashion Team sul davanti, e poi chiaramente tutti gli altri accessori saranno blu, pantaloncini e chiaramente i calzettoni. E i calzettoni, molto bene. Vabbè, quante siete come movimento, anche perché probabilmente avrete anche più impegni, studiate, lavorate, vi trovate, insomma ci interessa anche sapere la vostra vita collegiale in qualche modo. Sentiamo Mara. Attualmente siamo una trentina. Però stiamo cercando di comunque sparsi un po' in tutta Italia. Stiamo cercando comunque adesso di fare una nuova selezione. Sì. Stiamo cercando delle nuove ragazze. Infatti invito tutti a guardare la nostra pagina di Facebook Italian Fashion Team per poter partecipare alle selezioni. Bene, le selezioni saranno di due tipi. La selezione calcistica, perché è prioritaria, vero ragazze? Certo. Vero? E chiaramente la bellezza, quindi le due situazioni sono le due discriminanti, no? Quindi è chiaro che è una nazionale sui generis particolare, è una nazionale che quindi fa anche beneficenza e fa quindi appunto queste serate a tema. Adesso vediamo invece la vostra provenienza calcistica, nel senso non a livello di tifo di squadra, perché qua siamo a casa Milan-Inter, quindi in qualche modo c'è qualcuno per caso juventina qui dentro? No, assolutamente no.
Vabbè, questo tanto perché ci interessava un po' creare un po' di zizzania. Non è che no, voglio dire, per fortuna. Vabbè, anche Juventina. Vabbè, ma fa niente, anche Juventina. Va bene. Allora, milanisti, interisti? Io interista. Interista, bene. Tu? Io, visto che sono di Bergamo, Atalanta, va bene. Io, mia sorella, Atalanta Bergamasca, mi piacciono molto. Milanista, va bene. Quindi ce n'è un po' per ogni, Beh, vabbè, d'altronde insomma viene rappresentata la Lombardia, d'altronde qua siamo Radio Milan-Inter, quindi è evidente. La Dea. Andavo a vederla io. Sentiamo un attimo, vediamo se sull'SMS che è il numero. Vero, se avete voglia poi di interagire con noi, io lo ripeto sempre, è un must, però mi rendo conto, insomma l'orario è quello che è. Comunque 392 8263 444. Se avete voglia di chiamare, ma tanto non vi danno il loro numero di telefono, è 02 3965. Sì, la radio, bravo, sì, è mortificatore. Non è che voi chiamate e poi loro vi danno, ve lo scordate. E poi, prego, scusa. E poi abbiamo la nostra email, che è redazione@milaninterradio.tv. E chiaramente essendo bergamasca lei, quindi è chiaro, invitiamo anche la bergamasca a mandare messaggi e quindi i complimenti, diciamo, nei vostri confronti. Ma avete visto i mondiali? Li avete seguiti? Certo. Davvero? Sì. Bene. Sì, non lo dice in una forma molto convinta, ma perché? No, lei, devo dire che lei mi ha detto sì. Sì, lei è un po' più dubbiosa. Un po' più dubbiosa. Un po' più dubbiosa. Vabbè, allora, senti, delusione, ti sono piaciuti comunque in ogni caso? No, non mi è piaciuto come ha giocato l'Italia. L'Italia, per forza. Zero proprio. Questo per l'Italia. Soprattutto Italia-Uruguay. Delusissima. Senti, ma dall'espulsione di Marchisio fino alla fine. Ma non potevi andare tu al posto di Cassano, centrare una bella punta veloce, attaccati dall'Uruguay, palla lunga, si andava via in contropiedi. Guarda che non ci vuole molto nel calcio certe volte, basta mixare le cose nel punto giusto senza grandi pressioni. Invece purtroppo avevamo tante di quelle pressioni negative che ci hanno creato. Quindi mancava la velocità, penso. Beh, a mio parere. Mancava la velocità, poteva mettere Balotelli secondo tempo, per esempio, no? Quindi primo tempo Cerci immobile e poi secondo tempo mettere Balotelli che faceva la mina vagante in magari attacco. Qualche palla in attacco recuperata si segnava. Bastava il golletto. È tecnica. È tecnica, esatto. Bene. Sentiamo invece il difensore. Allora, ti sei sentita rappresentata da Paletta? No! Niente. Ti sei sentita rappresentata da Chiellini? Beh, però Chiellini non è male, più o meno. Vabbè, chi piace dei difensori in genere italiani, non dico solo quelli della nazionale. Beh, Chiellini comunque secondo me anche ha qualche potenziale, solo che questo mondiale non li ha sfruttati abbastanza. Insomma, è stato messo un po' alle corde effettivamente, no? Da quel punto di vista, quindi abbiamo preso dei gol un po' così, quindi vabbè, la difesa non era solo il discorso della difesa, no? E soprattutto quello di non segnare, perché questo è stato più che altro il problema. Sentiamo invece il Pirlo della nazionale fashion team, vediamo. Io sono rimasta delusissima, a un certo punto ho proprio smesso di seguirli. Secondo me hanno fatto tanto anche le condizioni atmosferiche, ma la squadra sembrava proprio scarica. Era scarica? Sì. Beh, vabbè, questo è un po' suona un po' male, perché come vedi ha vinto la Germania europea, ha vinto la finale del terzo posto l'Olanda, quindi che dovevano essere quindi delle squadre in sofferenza da quel punto di vista, no? Quindi evidentemente è proprio una questione di arrivare ben preparati, fisicamente ben preparati in quel periodo lì. No, assolutamente, oltretutto ci sono delle cose che io mi auguro verranno spiegate, anche se come al solito uso italico, no? Scappare, mettere la testa sotto la sabbia, oppure scappare come dei vigliacconi. Magari vorrei capire perché la nazionale non si è mossa prima, perché non sono andati prima in Brasile, perché hanno fatto costruire questa cosa ridicola della sauna a Coverciano, perché sono stati spesi milioni di euro in robe inutili quando bastava andare lì magari e stare un mese lì. Cioè, ci sono tante piccole cose che vorrei capire, ma soprattutto io vorrei sapere, un giorno magari lo sapremo, perché mi sembrano quelle cose tipo coperte dal segreto di Stato, che cosa è successo da Italia-Inghilterra a Costa Rica-Italia. Quei 4 giorni, che cosa? I 4 giorni che sconvolsero il mondo. In quei 4 giorni lì è successo qualche cosa, perché noi siamo diventati da una squadra presentabile come contro l'Inghilterra, dove eravamo una squadra assolutamente presentabile, insomma, no? Si è arrivata ai quarti di Costa Rica, ci potevamo arrivare anche noi.
siamo diventati una squadra impresentabile. Quindi in quei 4 giorni, un giorno vorrei tanto che qualcuno trovasse il coraggio di andare davanti alle telecamere così, a raccontare tra 20 anni in sfide, sai quella trasmissione in sfide, quelle no? cose Quali lì. seduti Bravo. sulla poltrona dico però quell'anno adesso vi racconto, no? Adesso andiamo solo per deduzione, no? Chi è il vostro allenatore? Noi abbiamo creato una partnership con l'associazione Masseroni Marchese dove ci alleniamo e da allenatore ci fa Mark. Ho capito direttamente. Il nostro presidente. Bene, quindi il discorso. Io stupido, con noi arriverà qua. Arriverà appunto, cercate di capire. Manca una telefonata in linea. Bene, sentiamo, è qua. Mi raccomando, comportatevi bene, per favore, che qua si parla sempre solo di calcio. Cerchiamo di capire. No, andiamo ancora avanti. Arriverà. No, perché funziona in questi termini qua. Quale giocatore vi è piaciuto? È una domanda abbastanza banale. In generale, in generale. Non solo italiano. Ma del mondiale? Sì, del mondiale. Diciamo. È difficile. Guarda, la titubanza che stai tirando fuori in questo momento è legata al fatto che noi abbiamo appena detto che non c'è un personaggio effettivamente così rappresentativo di questa ma perché nazione, si parla comunque di mondiali, cioè totalmente diverso dai campionati, quindi non c'è una figura che spunta fuori. Neymar non ti è piaciuto, perché in fin dei conti è un attaccante, ti dovrebbe piacere qual è il tuo genere di attaccante a cui ti puoi rifare in qualche modo? Vabbè, se si parla di bellezza, di giocatore, preferisco Marchisio in assoluto. Vabbè, questo è fashion, non è calcio qua. Guardiamo anche la bellezza. Vabbè, Marchisio era stato nominato l'icona gay di questi mondiali. No. Sposatissimo. No, ma non c'entra lui. Però tra voglio dire i gay brasiliani era l'icona, il simbolo. Era quello che piaceva di più, diciamo. In primis siamo arrivati in qualcosa, no? Indubbiamente. Pronto? Buongiorno. Sono Nicolò e chiamo da Vedano al Lambro. Ciao Nicolò. Mi sa Volevo che sapere, c'è qualcuno qua della zona, mi sa che è della nazionale. Va bene, dica. Secondo voi è stato giusto nominare Messi il migliore del mondiale? Non ci hai sentito prima nella prima mezz'ora, abbiamo detto proprio questo, che effettivamente la sua nomination in quel senso lì proprio è legata solo a questioni chiaramente commerciali, perché non è stato di sicuro il miglior giocatore. Per te qual è stato? Secondo me, a parere mio, è stato Mario Götze. Ah, perché va a risolvere il mondiale, diciamo, no? Però in senso assoluto no, però. In senso assoluto no, ovviamente. Neymar, nonostante l'infortunio, e soprattutto per motivi anche di sponsor e legati al suo nome, a parere mio abbia giocato un migliore mondiale rispetto a Ho Messi, capito. Come ti chiami? Nicolò, qua abbiamo 3 rappresentanti dell'Italian Fashion Team. Vuoi fare una domanda di natura calcistico, bellezza femminile? Riesci? Sono qua tutte pronte, si stanno guardando, non a me. Allora a Valeria, che tra l'altro la conosco. Ah, vabbè, ok, va bene, perfetto. Quindi stasera uscite dove andate? Nicolò è il nostro fans, ci segue tantissimo, dappertutto. Nicolò, Valeria è diventata tutta rossa, tu non la puoi vedere in TV, ma io la vedo. Da qua è tutta rossa, è rossissima, giuro. Vai Nicolò. Volevo sapere, ma secondo te, essendo anche tu una calciatrice, insomma. Sì. Questo insomma non mi piace, non mi piace. Infatti, cerca di essere regolare in questo. Vabbè, se gli italiani al mondiale fossero arrivati in finale, sarebbero riusciti a vincerlo? Ma secondo me no, perché non ci sarei rimasta ancora, tra l'altro, più male a vederli arrivare in finale e perdere in finale. Non fortissimo, poi bisogna vedere anche gli avversari, no? Chi avrebbe potuto avere. Però non mi sembrava una squadra preparata, per cui sicuramente non saremmo riusciti a vincere. Bene, Valeria è stata lapidaria, perfetta, esaustiva, giusto Nicolò? È la realtà. Esatto, e come sempre. Come sempre, va bene. Grazie Nicolò. Va bene, vuoi rivolgere anche a Mara e Irene? Una domanda a loro? Sì, una domanda a loro, dai, velocissima, molto sintetica, sì. Se l'Italia avesse passato il primo turno,
dove sarebbe arrivata? Gli ottavi di finale, questa è matematica. Questo lo dico proprio così. Io sostengo la posizione di Valeria, che non saremmo riusciti ad arrivare oltre. Poca fiducia, insomma, no? Sì, mancava il gioco, quello che le altre squadre, non tutte, però le altre ce l'avevano. Bene. Mara invece? Sì, sono d'accordo anch'io che mancava comunque molta collaborazione di squadra e non si è riusciti a concludere poco o nulla. Bene. Va bene, grazie Nicolò. Alla prossima partita allora. Io. Va bene, grazie. Ciao. Seguile tanto, mi raccomando, Forse anche Valeria, mi sa. Ciao, Ciao Nicolò. Ciao. Beh, effettivamente devo dirti che tanto, viste poi le altre squadre, noi arriviamo agli ottavi di finale, secondo te andiamo avanti? Non lo so, però sai, in quelle cose, quando tu fai più partite, cominci a entrare in forma, magari una partita ti va anche bene, prendi anche coscienza, il gruppo diventa un po' più. Noi arriviamo secondi nel nostro girone, troviamo l'Olanda. No, siamo fuori. Quindi, basta, chiuso subito il discorso. Con l'Olanda comunque del gironcino, perché effettivamente l'Olanda ha perso solo ai rigori. No, troviamo la Colombia, scusami. In prima istanza mi sembra la Colombia. La Colombia della prima parte ha giocato molto bene, quindi non mi è piaciuto quel quadrado a centrocampo che non giocava invece sulla fascia, quindi cose che capitano. Va bene, allora quindi 30 giocatrici, bene o male, però avete detto anche da altre parti d'Italia, no? Quindi c'è un nucleo sulla Lombardia che quindi si allena quasi ogni settimana probabilmente lì al Masserone, no? Giusto? Sì, esattamente, quasi, poi dipende quanti impegni lavorativi abbiamo perché non facciamo soltanto questo. Cosa fate anche? È interessante che sapere questo. Allora, molte sono studentesse. Sì, tu? Quindi io studio e lavoro sia su Milano che su Bergamo come indossatrice. Sì. E cosa studi? Informatica. Informatica, sono al primo anno. Bene. Ottimo, quindi sì, comunque il nucleo principale si trova qua in Lombardia, sì. Milano, Lecco, Bergamo, e poi ci sono ragazze del Veneto, dove comunque abbiamo fatto altri eventi, e un po' sparse anche per il Piemonte. Ecco, ma quando fate le partite, io ho visto qualche immagine, l'abbiamo vista insieme, c'è qualche maschietto che gioca insieme a voi? Sì, noi principalmente giochiamo contro i ragazzi. No, però ho visto che magari vi alternate, insomma, anche per supportare un po' il magari certi momenti. È un uomo, se non mi sbaglio. No, il portiere è l'unica che veramente ha giocato a calcio a livelli alti. Non devi dirlo questo! A livelli alti. No, perché ho detto ha giocato a calcio a livelli alti. Sì, lei giocava, il nostro portiere giocava in Serie A. Ah, però. Infatti siamo fortunate ad avere lei. Che fa il buon 50% del gioco. Buon 50% del gioco. Vabbè, dai ragazzi, l'abbiamo capito. In difesa è bellissima la vostra iniziativa, quindi l'importante è divertirvi, perché tanto comunque il tiro al pallone li fate lo stesso, quindi non è al di là del discorso degli eventi, della fashion, legati al fashion, quindi è fantastico anche fare gruppo sono delle situazioni, delle iniziative che vi torneranno utili anche a livello lavorativo in futuro, anche come amicizie presumo, no? Quindi siamo tutte molto amiche tra di noi. Poi quando capita di far serata anche insieme ci ritroviamo. Certo. A volte ci capita anche di lavorare insieme al di fuori di FT. Quindi si è instaurato un buon rapporto tra tutte. Invece Mara cosa studia? Io ho appena concluso la maturità di ragioneria. Sono già usciti gli esiti? Sì, esatto. Sono già usciti bene, quindi il sono sorriso e gli occhi gli brillanti. Beh dai, un applauso alla maturazione della ragazza, indubbiamente Michael applaude molto fortemente, caldamente. È vero, è vero. Mi ricordo quando c'era stata la maturità, mannaggia. Era una cosa uscita 80. Mia è 70, 80. Vabbè, quindi tra un po' intraprenderai università o sto ancora decidendo, comunque sono propensa a intraprendere l'università sempre a Bergamo. Sì. L'indirizzo di scienze della comunicazione. Vedi, informatica, non ci si sposta da queste cose, bene o male sono le cose che intrigano di più nel mondo di adesso, no? A meno che uno sia folgorato dall'attività di diventare, non so, fare lettere antiche. Lei per caso ha fatto lettere antiche? Aveva però studiato al classico. No, ho fatto al classico altre cose, ma lettere antiche all'università anche no, grazie. Sentiamo invece Valeria. Allora Valeria è forse più dentro il mondo del lavoro, avrà già studiato, non so se è andata avanti, comunque in ogni caso cosa fai? Io lavoro nel mondo della moda e arrivo dalla televisione. Negli ultimi anni ho lavorato per un programma sulla salute e il benessere su Mediaset e adesso sto seguendo un po' gli eventi sportivi. Mi è capitato di fare la madrina alla partita che c'è stata di Mediacuore
E sono stata adesso lo scorso weekend a Iseo per Eco Race, ai campionati di triathlon e niente. Insomma, sono ti sempre leghi comunque impegnata. anche allo sport, quindi in un modo o nell'altro ti piace anche proprio il collegare allo sport, quindi gli eventi Sì. a livello sportivo, che anche quello è una cosa interessante, bella, no? Uno può fare eventi anche di altro tipo, però effettivamente è proprio quello il discorso, no? Sì, Quindi, è nato un po' per gioco, poi alla fine mi sono appassionata. ho capito. Bene, stiamo volgendo alla fine di questa mezz'ora, vai da fare altre domande, non so, voi dovete domandare qualcosa in generale, cosa vi aspettate nella lunga vita a questa nazionale, volete andare avanti quanto tempo anche negli anni singolarmente, perché una ha 18 anni, lei ne ha 28, lei ne ha 20, quindi c'è anche un discorso magari di dire io giocherò sempre a pallone. No, ma l'età media qual è? Cioè è più intorno ai 20, 21, Sì, 22. 22. Vabbè, però comunque. Ma quando giocate a pallone vi fanno male? Cioè vi entrano sulle caviglie? Assolutamente no. Ah, ci no. mancherebbe. Insomma, ogni tanto Capita quello che ci arriva contro i addosso sugli maschietti. esatto. Pare mi sembra Nicolò, scommetto. No. Non è che Nicolò è venuto ogni tanto a giocare così, No, si è no. mischiato nello spogliatoio, perché mi sembra che Nicolò è un po' una lince e quindi è un furbetto Nicolò, Beh, No, insomma. perché veniva da fare, sai, le battute un po' triviali, marcatura uomo. Sì, solita puttanate battuta, qua, sì, sì. solite cose. Lasciamo perdere. Lasciamo stare. Lasciamo stare. No, però voglio dire, cioè, io credo che voi giocando per beneficenza in realtà giochiate, ma non con dall'altra parte un accanimento, perché noi abbiamo fatto partite di beneficenza dove No. io ci ho rimesso mezzo occhio. assolutamente. Cioè ti fai male fisicamente, quindi invece con voi è tutto molto più soft, molto più Sì. piacevole. Sì, anche perché sei ragazze, non siamo ragazzi non ci possono spaccare gli stinchi anche perché devono lavorare. Ma poi anche giocate un po' tra di voi, anche magari fate 2 squadre, 5 contro 5, cioè Sì, abbastanza vario da quel Puro punto. divertimento. Puro divertimento. Anzi, ci siamo fatte più male contro di loro a Torre Boldone perché avevamo giocato contro una selezione di cos'è che stavate partecipando? Era un concorso per Bergamo Sport e io giocavo in quel caso lì nella squadra avversaria e abbiamo perso clamorosamente. Vabbè, quello però è il secondario. Ci hanno dai, più non è fatto male loro che i ragazzi con cui giochiamo di solito. però ha fatto male moralmente a loro che hanno perso, hai capito qual è il discorso? Io non me lo ricordo. Ecco. Bene. Senti, invece prospettive della vostra squadra del cuore. Parto dall'Atalanta perché l'Atalanta quest'anno ha fatto un grandissimo campionato, no? Con Colantuono in Sì, panchina. delusione comunque all'ultimo che hanno perso, c'era sta voglia di andare agli europei, Sì. però all'ultimo comunque ha deluso. Un po', sì, ha perso un po' le ultime partite, però vabbè, ha fatto un... Comunque sì, che tutto sommato quest'anno... No, è stato molto bene. Poi c'è un bel giocatore come Bonaventura, Sì. no? Giusto? Esatto. Ecco. Dove gioca Bonaventura? Che ruolo? Centrocampista. Loro Vabbè, hanno Dennis. Poi c'è Dennis, ma Dennis perché è bello Dennis, Vabbè. piace. Sì, un bel Sì, ragazzo un bel comunque. ragazzo, dai, va bene. Perché vedi, la loro discriminante parte da altro. Noi partiamo dalla palla a terra, loro guardano invece a una certa altezza, gli occhi e altro. Quindi insomma. Io sono contento di guardare palla a terra, perché se guardassi gli occhi e altro avrei un po' qualche problema con me stesso. Lui è portiere, eh? Lui è portiere. Se vi serve un portiere, magari la nazionale, no? La ex giocatrice di Serie A, e quindi visto che mischiate ogni tanto, io non posso più giocare a pallone purtroppo, però. No, io gioco in porta, ma avrei dei problemi a giocare con loro. Sì, penso anch'io. Sì, meglio lasciare sarei perdere. distratto tutto il tempo. Sì, ma anche in tribuna saremo distratti, credo, in ogni caso. Quindi questo è il problema. Poi se uno vuole vedere dove giocate, basta che vada sulla vostra. Segue la pagina Facebook Italian Fashion Team, dove ci sono tutte le foto degli eventi a cui abbiamo partecipato e quelli che si stanno programmando. Ho capito, bene. Invece l'Inter, cosa ne pensi di quest'anno? Ma io sono sincera, quest'anno ho seguito veramente poco il calcio, tra università, studio, poi lavoro anche nel weekend, quindi la maggior parte delle partite erano concentrate lì. Quindi quest'anno ho seguito veramente poco, però anche lì secondo me va rifatta tutta da capo come squadra. Da capo? Non da capo, ci sono degli elementi che secondo me possono rimanere, altri che cioè non è più l'Inter di 4-5 anni fa. Mi piace questa ragazza qua, mi piace. Però è drastica, mi piace. Cominciare di nuovo da capo, mi sono venuti i capelli bianchi, già incomincia ad averli. Quindi. Mi piace. Cerchiamo di andare in pubblicità che continuiamo Dite dopo. una bella parolina. Andiamo adesso in... Pubblicità. Grazie. Radio Milani. Rientriamo? Sì, sempre questa. Però aspetta, rientriamo al volo, vediamo se riusciamo, perché oggi abbiamo avuto qualche problema tecnico, vediamo se parte. Sì.
Fine, è finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Pensa, io ero a casa, mi ricordo, ero a casa che non ci credevo, ero seduto, siccome stavo traslocando, a casa mia c'era una sala con tipo 20 scatoloni e tutti i miei amici, perché non c'erano ancora i mobili, quindi tutti i miei amici venivano a casa mia a guardare la partita. No, ti ho raccontato che nella semifinale col Brasile, nella partita col Brasile, mio padre si chiuse in bagno, nel bagno di servizio, facendo andare l'acqua della doccia, non voleva sentire. L'areatore, per non sentire gli ultimi sul 2-2, no, sul 3-2, aveva già segnato Rossi. Ah, si chiuse 10 minuti in bagno perché sennò dicevi è un coccolone. Esatto. Pensa quante storie che riuscite ad attivare con l'incredibile. È chiaro avventura. che ieri la Germania non ci dava le stesse emozioni, parliamoci chiaro, però infatti non ho sentito campioni del mondo. No. Però, diciamo in studio, ma dicono così e basta. No. Già la stessa lingua fa cadere proprio, insomma, i cabasisi, vabbè, diciamo la verità. Vabbè, insomma, questo per dire. Adesso volevo leggere, vediamo mentre leggeva, voi mentre giocavate il mondiale, avevate più o meno idea di quello che stavate trasmettendo a un popolo intero che vi seguiva? Cioè lo capivate, lo vivevate o eravate completamente astratti? No, ho l'impressione, e te lo dico tuttora a distanza di 32 anni, che forse non ci rendevamo conto quello che... Ma anche perché, vedi, io qualche mio amico ogni tanto, imprenditore, mi dice: ma voi non vi rendete conto che cosa è successo dopo quella vittoria dell'82? C'è stata la ripresa economica, adesso non mi voglio vantare che quella però il paese era un po' in crisi come era in crisi adesso, per cui quella vittoria lì diede slancio anche per una ripresa dell'economia. Si andava in giro a Targalterno, non so se ve lo ricordate, in bicicletta la domenica, si facevano dei sacrifici, però tutte queste, non so, la vittoria nostra, l'immagine di Pertini, tutto un insieme di cose. Sì, è stata molto mediatica in un periodo che poi non era poi così mediatico. Non era assolutamente mediatico. Infatti una delle aziende che vendette di più in quel periodo fu la prima che coniò il famoso da un grande paese, un grande brandy con la bandiera italiana, voi che avevate vinto il mondiale, e la bottiglia di pensa brandy. cosa trascinava quell'immagine loro festosa, poi quella famosa di Zoff che viene portato in trionfo da loro stessi, che era il capitano, no? E quindi, però adesso voglio leggere un saluto da parte di Silvio Davarese, un saluto al grande campione del mondo Fulvio Colovati, e poi quest'altra è simpatica: chiedi a Colovati se Serginho dell'82 è lui che l'ha marcato e se era più scarso di Fred. No. Beh, la valutazione però la puoi fare, no? Se era più scarso di Fred. Ma allora si è detto molto che quel Brasile lì c'è una parte di verità. In realtà era un Brasile di 9 fenomeni più 2 giocatori normalissimi, uno era il portiere, l'altro era Serginho. Però insomma adesso non facciamo paragoni così, non si può, perché se dovessi paragonare anche gli altri 10/11 del Brasile, tolto Neymar, appunto, sono giocatori che in quel Brasile lì del 1982 nessuno avrebbe giocato, neanche stato in panchina. Nessuno, forse ti posso forse garantire, Thiago Silva, forse magari forse l'unico Thiago Silva, però avevano già 2 difensori di Junior, c'era Junior, c'era Oscar, avevano difensori di grande livello, ti posso garantire. Testa, guarda Junior cosa ha fatto dopo, che ha tenuto una squadra per tenere Pescara, no? Che quindi gestiva il centrocampo, quindi vabbè, insomma, questa è stata la risposta che abbiamo dato, no? Quindi Fulvio Colovati. Cosa vuoi dire? Non so, ormai abbiamo sviscerato, anche perché poi noi in trasmissione ci siamo incrociati, quindi sappiamo anche delle sue risposte. Forse riuscire a recuperare qualche emozione, visto che approfittiamone, perché tanto quello che è stato a livello calcistico lo sappiamo benissimo. Magari un piccolo aneddoto legato al rapporto che avevate tra di voi. A parte quello, una cosa ti volevo chiedere. La segata. Perché... No, mi interessa, però già che siccome sono un po' arterio, poi perché ha studiato la domanda. Mi è venuta in mente che cosa dice prima di una finale di questo genere qua, no? Prima di una finale mondiale, un allenatore secondo te che cosa, cioè Berzot cosa vi ha detto? Ma allora il discorso, cioè tu secondo me il problema è a monte, cioè bisogna capire cosa ha detto l'allenatore prima di incontrare l'Argentina e il Brasile. Poi dopo contro la Germania hai vinto contro l'Argentina e il Brasile, ti posso garantire che non ha detto assolutamente nulla, perché ha detto abbiamo vinto contro l'Argentina, abbiamo vinto contro il Brasile, non ci fermiamo di fronte alla Germania. Infatti ci disse questo, ci disse tra l'altro, ricordo perfettamente che ci disse che la Germania aveva fatto una semifinale durissima 3-3 a proposito di partite bellissime. Pensa che vinceva la Francia
di Platini, mi pare. Sì. 3-1 ai supplementari. È vero, hai ragione. 3-1 ai supplementari. Negli ultimi 2 minuti la Germania, che non muore mai, fece 2 gol, fece 3-3 e poi vinse i calci di rigore contro la... Per cui giocavano i supplementari, erano stanchi. Berzot ci disse: approfittiamo di questa opportunità. Abbiamo battuto Brasile e Argentina. Sono stanchi. E infatti loro nel secondo tempo sono un po' crollati. Non c'era anche Rummenigge che non stava bene? C'era Rummenigge che aveva problemi alla coscia, eccetera. Comunque contro il Brasile, contro la Germania ci disse questo. Poi è una squadra anche un po'... Vinceremo sicuramente, anche sullo 0-0. Penso alla fine del primo tempo ci disse: Cabrini sbagliò a rigore, per cui si mise a piangere. Fu praticamente, come posso dire, confortato da tutti noi, e lui disse: ma non ti mettere a piangere, tanto vinciamo uguale, perché loro sono scoppiati. In realtà non so se era la classica frase cosiddetta era vero, detta per tirarci su, ma in realtà loro sono crollati fisicamente. C'era Stilicke in quel cattivissimo, e di poi Baschi, c'era Rummenigge, Breitner centrocampo, quindi un centrocampo che non era poi così fantasioso, un centrocampo tedesco. Forse Stilicke era più un centromediano. C'era Smuller, che poi venne all'Inter. Sì. Anzi, un mese, 20 giorni dopo divenne mio compagno di squadra. Sì, mi ricordo. Non andava molto d'accordo con Altobelli. Non era visto, non andava d'accordo, perché sai, 2-10, allora che esistevano i numeri 10, per cui sai, il numero 10 per eccellenza all'Inter è Calos. Poi venne un altro numero 10, per cui... Valeria, stiamo parlando di centrocampisti qua, vedi, 2 numeri 10. Lei è comunque il cervello pensante. Numero 10 lei è quella che smista il gioco. Ma lei ha detto, noi abbiamo detto alla Pirlo, però mi sa che è un po' più fisica, quindi è un po' più dotata, mentre invece loro, una è centrale di difesa e l'altra è punta. Lei invece gioca da punta, quindi molto veloce, quindi vabbè, abbiamo detto in trasmissione, se il Prandelli avesse avuto magari una punta veloce in quella maledetta partita di Italia-Uruguay nel secondo tempo, invece di mettere... ma lì non è, guarda che non è un problema di punta, lì è un problema di testa. Perché non c'è assolutamente, non c'è stato un giocatore della nazionale che si sia salvato. Proprio, sì. È mancata totalmente la squadra, cioè è mancata la spedizione, c'è stato qualcosa che a monte è andata male, non lo so, è una squadra già scarica, spenta, ancora prima di cominciare il mondiale. Sì, perché poi dopo è proprio la motivazione psicologica, no? Abbiamo detto che nel 1982 Berzot vi aveva isolato, dimmi se è vero, però un po' c'erano state le critiche giornalisti, poi c'era Ziliani e Bea che avevano attaccato tantissimo duramente, e lui ha fatto da chioccia. Poi nel 2006 c'è stato Calciopoli e quindi Lippi ha difeso, ha utilizzato quella situazione per fare gruppo, no? I tedeschi ci arrivano invece perché sono strutturalmente, no? Costruiti così da quel punto di vista, no? E quindi evidentemente devi fare gruppo, perché se incominci ad dare spazio all'uno, un gruppo che vuole invece prendere di più il potere, che possono essere sempre i soliti senatori, quindi se in panchina non hai uno che riesca a gestire a livello sia anche politico, e lui chiaramente ci sguazza il mortificatore che ce l'ha con Abete, mentre io ce l'ho più con Prandelli, però evidentemente questo binomio non è servito alla nazionale, no? E quindi bisogna avere una motivazione, no? Ma io ho l'impressione che sia una nazionale molto, prima hai parlato di mediaticità, io è molto mediatica. Io allora dico, ma chi se ne frega di Facebook, di Twitter, con tutto il rispetto che ho, certo, per i tempi moderni, ci mancherebbe altro. Se tu pensi, tu hai mai visto un tweet, un qualcosa di Mario Götze, che ha 22 anni, la gente probabilmente non sapeva nemmeno chi fosse prima del gol della finale di ieri, per non parlare di Thomas Müller, per non parlare di Royce, che non è venuto al mondiale ma ha 21-22 anni, tutti i giocatori di 22 anni. Questa è il frutto della semina di ciò del lavoro che ha fatto la federazione tedesca negli ultimi 10 anni, cosa che non facciamo noi, perché quindi ormai hai già dato la risposta di quello che potrebbe essere l'Italia. Io ho dato la responsabilità molto a Prandelli, perché come ha gestito il tutto la federazione, ma non è solo responsabilità loro, la loro responsabilità è di non fare sì che le cose cambino, tutto qui, perché in Italia non c'è voglia di cambiamento. Anche non solo nel calcio. Quando dicono puntiamo ai settori giovanili è tutta una farsa, fidati. Tutta una farsa, perché c'è interesse da parte degli addetti ai lavori invece di prendere il giocatore la mezza tacca anche, certo. Senti, ma spiegami una cosa, nel senso, noi abbiamo giocato contro l'Inghilterra una partita, per quanto non eccelsa, però correvamo. Era una partita decente.
4 giorni dopo abbiamo giocato una partita indecente. E correre più di Gerrard che cammina, forse. Quello questo è vero. Allora, io non mi sono esaltato una partita contro l'Inghilterra, abbi pazienza. Ti esalti perché vinci, ma come hai vinto? 14 palle gol dell'Inghilterra. Il nostro giocatore è stato Sirigu. Loro gli inglesi sono dal 66 che non vincono più nulla perché giocano 100 partite all'anno, arrivano spompati e hanno fatto un punto in 3 partite contro la Costa Rica, hanno pareggiato e le altre 2 le hanno perse tutte e 2. E qui non è che mi esalto contro una squadra. Se avessimo avuto nel girone la Colombia invece dell'Inghilterra, ti dico che avremmo fatto più fatica. Ecco, vi faccio una domanda. Di quella che abbiamo fatto, perché non ci siamo neanche qualificati. La domanda è questa, no? Noi siamo i primi a essere, diciamo, anche un po' autolesionisti, l'Italia, il movimento sportivo, eccetera, eccetera, e quindi l'Italia è uscita già al secondo mondiale che usciamo nella fase eliminatoria. Ma l'Inghilterra, che non c'entra l'obiettivo e ha un movimento calcistico importante, l'appeal migliore della Premiership, no? Indubbiamente che accattiva tutto, tra sponsor, attrae tantissimo, no? Cioè, eppure loro hanno forse anche un'altra cultura, si fanno scivolare questa situazione, perché da noi i drammi sono maggiori da quel punto di vista, e poi anche forse a quel punto lì dovremmo anche in qualche modo non darci la croce addosso, no? Perché fosse più dell'Italia l'Inghilterra, che è uscita con un punto, ancora peggio, però silenzio da quel punto di vista. Cosa ne pensate? Ma loro sono molto bravi sono, come posso dire, bravi sono meno autolesionisti di noi, cioè a nascondere probabilmente le loro pecche. Però il calcio inglese non è come il nostro, attenzione, il calcio inglese è un po' a volte simile al nostro, puntano anche loro poco sul settore giovanile, talenti non è che ne abbiano tanti ultimamente. Infatti il giocatore già fatto, quando vuole andare a giocare va in una squadra inglese, perché anche lì c'è un movimento in Germania non è così. Tu guarda il Borussia Dortmund, vogliamo dire il Borussia Dortmund, sono 2 anni 3 che ha vinto lo scudetto, è arrivato secondo, è arrivato in finale di Champions con tutti i ragazzi, Royce, Groz-Royce, tutti i ragazzi tutti i ragazzi del settore giovanile loro, per cui questo ti fa capire che loro hanno un modo di investire totalmente diverso. Sì, però non è anche solo quello, perché a me viene l'esempio anche dell'Ajax, che ha proprio una scuola ormai da 20 anni, 15 anni, 20 anni, però non riesce, forse magari è un paese più piccolo rispetto alla Germania. Piccolo, sì. E poi culturalmente, calcisticamente meno sono indietro, non hanno la cultura vincente. La tua ricetta in teoria per riuscire a risalire, perché considereresti, abbiamo considerato 8 anni una fase di crescita, quindi la Germania prende l'Ove prende la Germania dal 2006, passano 8 anni, assistente di Klinsmann. Esatto, il suo posto, passa 8 anni, perdono in casa, nel 2010 non sono andati benissimo, sono usciti forse ai quarti, e quindi sono 8 anni la fase di gestazione. È arrivata terza la Germania. Terza. 2010 terza. La Germania negli ultimi 4 mondiali, dal 2002 è persa in finale. È vero. 2002 è persa in finale col Brasile. 2006 persa in semifinale contro di noi, perché arrivò terza. Nel 2010 arrivò terza e adesso, cioè praticamente c'è sempre il peggiore risultato è arrivato terza, perché sono 10-12 anni, per cui però loro utilizzano quindi 8 anni, diciamo. Riusciresti a considerare i 2 anni di Prandelli per questi giocatori, cioè di questo organico? Butteresti via tutto oppure non porteresti 2 anni di lavoro di Prandelli? Butto via tutto, la nazionale, se deve ripartire da, diciamo, una gran parte di questi convocati, altrimenti chi è che convochi? Non gioca nessuno. Però per dire, diciamo, altri 2. Però la tristezza sai qual è? Ti dico questo, che io nel 2009, forse l'avevo anche già detto in trasmissione, io andai a commentare per la Rai il campionato europeo under 21. L'Italia perse in semifinale proprio contro la Germania 1-0, poi la Germania vinse contro l'Inghilterra 1-0 in finale. Di quella Germania lì ci sono 7 elementi che adesso giocano titolari, da Lam a Hövedes a Boateng a Ozil. Sì, che poi vai a prendere anche Hövedes ieri, per esempio. Questo per farti capire è un fenomeno. E noi dalla nostra under 21 quanti possono giocare in Serie A adesso? Pochissimi, o nessuno. Forse nessuno. Julio, ma il nuovo allenatore non trovano spazio in B, fanno fatica a trovare spazio in B, figuriamoci in A. Il nuovo allenatore è selezionatore tecnico. Allora, parlano di
Qual è quello che allenava il Milan, che non mi viene il nome? Allegri. Ecco, non mi viene il nome. Allegri, Mancini. Parlano del Mancio. Stai facendo finta. Non riesce. Stai facendo finta. Parlano del Mancio, parlano di Zaccheroni. E secondo te sarà uno di questi, o magari è probabile che ne so, Davis Mangia, che arriva da... È andato al Bari, Davis Mangia. È andato al Bari, porca bestia. E allora facciamo... Qui sarà tra uno di questi tre qua. No, è uno di questi tre, perché Guidolin la no. scuola di Coverciano potrebbe essere uno di questi quattro, compreso Guidolin, però la scuola di Coverciano è finita. Una volta non ti scandalizzavi se da Edmondo Fabbri prendeva la nazionale Bernardini, da Bernardini a Berzotta, da Berzotta a Licini, perché era un passaggio naturale della scuola di Coverciano. Venivano da lì, erano allenatori nel vero senso della parola, e basta, per cui era il passaggio naturale. Adesso poi diciamo dal 94 in poi ci fu l'avvento di Sacchi, così, per cui l'allenatore della squadra del club. Io non sono tanto d'accordo, però dell'allenatore del club, dici? Sì, cioè ci deve essere proprio uno istituzionale che viene dalla federazione, proprio. Sì, ma secondo me sì, è meglio, perché deve essere al di fuori di tutti i giochi. E chi può essere tra questi quattro quello più derivante dalla federazione? Un Allegri, che è un pragmatico, sicuramente Mancini, dai. Un Mancini che ha più modi di giocare. Mancini, sai che io Mancio però ha molte esperienze. Però io Mancio, vedermelo come selezionatore, secondo me io me lo vedo sempre in campo. Poi non me lo vedo sempre con lo sciarpone nerazzurro io il Mancio, cioè, lo associo a questa roba qua. Bianco e azzurro del Manchester. No, ma quello non guardavo. Io mi ricordo sto sciarpone che era più grosso di lui. Prende bello azzurro. Si metterà l'azzurro della nazionale. Sì, vabbè. No, sì, anche io spero Mancini, ne parlavamo già a pranzo, poi però Allegri, ecco, magari no. Allegri no. Però io Allegri lo vedo sempre un allenatore pragmatico. Quando è arrivato al Milan ha fatto pam pam pam, bene o male, con quella squadra lì è riuscito a vincere subito lo scudetto. Insomma, ma sai, quindi... poi gli allenatori, allora, con tutto il rispetto per Allegri, che è assolutamente un ottimo allenatore, però sai, gli allenatori bisogna guardare anche i precedenti. Allegri ha avuto, dicono, non lo so, problemi di spogliatoio nel Milan, per cui sai, parte già un po' con i preconcetti, no? Per cui uno che ha allenato negli ultimi anni sempre all'estero, forse è la soluzione migliore. Sì, proprio esperienza, perché devi saper stare in campo proprio con le squadre avversarie, anche perché poi lui ha effettivamente, vabbè, non so, sbagliato con Balotelli al Manchester City, però effettivamente tutti queste selezioni di questi giocatori, anche quelli che lui ha preso durante la sua pausa del Manchester City, e, insomma, la dice lunga sul fatto della valutazione, ma anche la fase di formazione dell'Inter all'inizio, che era partita con delle rovine a poco, e poi vabbè è arrivata a consegnare a Mourinho una squadra quasi definitiva. Assolutamente. Quindi insomma, quanto manca? Qua continuiamo sempre a parlare, ma loro non parlano 4 mai. minuti. Dai, sentiamo. Hanno già parlato. Avete un campione del mondo, ragazze, lo so, capito, ma sanno una bella chi sono io, Quando c'è questa? Ma c'è una partita? C'è una partita? La prossima quando è? Quando è la vostra prossima partita? O avete in programma o pensate? Stiamo organizzando qualcosa con Como, giusto? Con Como. Dopo le vacanze, quindi. A questo punto sì, andremo dopo le vacanze. Continueremo ad allenarci quest'estate. Sì, guarda, sono sicuro che si allenano. Con la Massironi Marchesi. Non oso pensare che tipo di allenamenti ad agosto. Durissimi. Dato che vedo foto da tutti sulla spiaggia, loro che si allenano, dubito fortemente. Fanno i gradoni dello stadio, sai, quelli che alla Zema. Vabbè, insomma, il prossimo evento allora quindi a Como, no? Quindi molto bene, vabbè, allenatevi ragazzi, cosa dovete fare? Cioè, è un divertimento, no? Quindi calcio, fashion e anche la vostra attività in generale, diciamo, lo studio e un po' di lavoro. Ecco, molto bene. Allora, siamo arrivati alla fine. Michael, quanto manca? Quando vuoi. Facciamo una cosa da ridere, quella cosa della mina, ti ricordi? Metti mina. Cos'è la mina? Allora, Fulvio. La canzone non mi fa cantare. No, però se vuoi tornare un'altra volta possiamo preparare qualcosa di divertente. Questa cosa qua è solo perché Higuaín, ci abbiamo fatto una considerazione noi due, ma Higuaín o anche Palacio che arrivano davanti al porto, Higuaín che proprio riceve il passaggio completamente, quel blackout di Kroos, no? In questa situazione lì terribile, e arriva
e sbaglia con la palla. Stessa cosa. Palacio 2 su 2. Messi, Anche Messi. E anche Messi. Poi, non è che l'Argentina non ha avuto Appunto. le palle gol. Ne ha E avute poi 3. Balotelli. E poi Balotelli con la Costa Rica che 2 volte fa quel pallonetto, no? E quindi alla fine ci si rende conto che tutti questi grandi campioni che sono così celebrati si ritrovano ad avere un po' di stringi in quel posto lì ben preciso. E abbiamo trovato dei residui di questa situazione proprio in quel punto ben preciso. E allora abbiamo capito che cos'era, giusto? E Dina ce lo spiega. Che voce che aveva sta donna. Ma perché? Come mai? Ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino. Ma che bontà. Ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà. Ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà. Ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà. Ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande. Vabbè, lasciamo all'immaginazione dei nostri radioascoltatori che cosa può essere quel residuo che è stato trovato, quindi indubbiamente. E poi se no andiamo avanti un paio di minuti. Comunque diciamo che la canzone finisce con che cos'è? Budino, cioccolato svizzero, no? Finisce così. Vabbè, insomma, avevano paura di fare gol, insomma, vabbè, esattamente. Dai. Siamo stati cattivi, noi salutiamo il pubblico che ci ha seguito pazientemente dai nostri inizi a oggi, che è l'ultima puntata perché ce ne andiamo in vacanza, anzi Fulvio va via un po' prima e io lo seguo a ruota e poi rientriamo per la prima di campionato, ovviamente. Quindi il 24, 25, sì, ho la 26 presentazione che è il 25 perché la prima è il 31, quindi noi ci sentiremo in quelle epoche. Io ringrazio l'Italian Fashion Team perché è venuta qui con noi. Grazie. Speriamo di organizzare qualcosa insieme. Quindi Valeria, Mara, Irene, seguiteci su Facebook. Assolutamente. Posso ricordare un appuntamento il 24 all'Over Eco Race, una gara sportiva, un evento per chi dovesse restare a Milano quest'estate. Ottimo, di che cosa, che sport? Triathlon. Quindi il 24 di luglio. 24 di agosto. Quindi il 24 di agosto l'Over, che c'è un sacco anche di gente che ci ascolta, io lo so, che è andata in vacanza sul lago di Lovera alla faccia nostra, che saremo già qua a presentare la trasmissione e a prepararla. Quindi il 24 lì. Salutiamo Fulvio Collovatti che è stato gentilissimo. Il 24 non ci sei, però sono in vacanza. A fine mese sicuramente tornerai. Grazie a voi, assolutamente. Continueremo a parlare di calcio. Grazie davvero Fulvio e a presto. Ciao a tutti. Vi lasciamo con una bella canzone, ma non andiamo in questo luogo. Assolutamente. No? Buone vacanze ragazzi. Ciao, buona estate a tutti.